E allora eccoci tornati a TV7 Match per parlare. Come sempre nella pubblicità abbiamo lasciato, siccome i nostri telespettatori durante l'intervallo non c'erano, allora vorremmo riprendere dal punto in cui abbiamo lasciato. Poc'anzi cosa dicevi, no? Marotta? No, io dicevo che la spesa sociale che sosteniamo anche per i migranti è esagerata. Nel senso che deve essere calmierata, perché spendiamo troppo. Dove li tiriamo fuori? Se, faccio l'esempio, la domanda per l'assegno di maternità, visto che noi viene concesso al nucleo familiare. Non pagare, vai al sodo. Il sodo è il nucleo familiare, gli italiani che abbiano 3 figli, vero Valdegamberi? Ma lascia stare il nucleo familiare. Tu potresti fare la domanda, ma sei fuori ma chi ha 3 figli in Italia ce ne sono pochi. Marotta, stai sul tema. No, il tema allora, è quanto costa? Rispondi a quelle domande. Decine di migliaia di euro che vengono spesi e che potrebbero essere non risparmiati, ma calmierati. Ascolta, calmierati. Io faccio domande e tu mi rispondi sinteticamente. Vengono spesi cosa vuol dire? C'è uno che li tira fuori e un altro che li mette in tasca. Ci sono i comuni. No, lascia stare. Come no? Chi è che sono spese del comune, sono spese dei comuni che devono sostenere spese, tra parentesi. Marotta, o lo fai, no, ti lascio parlare. Ascoltami, o lo fai o lo sei. Rispondi a quello che ti chiedo, abbi pazienza. Se io tiro fuori 10.000 euro per comprare una banana, c'è qualcosa che non funziona, o io sono scemo o quello che vende le banane ce le ha di oro, giusto? Ecco, allora è la stessa cosa. Non fare questo ragionamento, non è così. Ma abbi pazienza. Se vuoi che ti dica che sono abbi d'accordo con te, non sono pazienza. d'accordo. Se c'è qualcuno che tira fuori quanti soldi? A seconda dei casi, delle casistiche, non è detto. Possono essere 10.000, 20.000, 40.000, 50.000, ma non è quello, è il fatto che non ci sia un controllo, un calmieramento di queste spese che noi comunque abbiamo per tante persone che non hanno mai contribuito alla spesa pubblica nostra. Cioè io dico, ma che ragionamento stai facendo, Marotta? Guarda che non stai in cielo. Questi sono indispensabili per poter giustificare una spesa inutile. Finito. No, sulla spesa inutile non è proprio inutile. È una spesa sicuramente ingrossata. Allora ti invito alla prossima trasmissione che facciamo, perché sto facendo un'inchiesta. Cosa mangiano queste persone? E dopo ti dico anche quanto lo Stato dà. Se tu stai parlando dei centri dove li accolgono, non sto parlando di nulla, ti sto dicendo che poi alla fine gira, questi sono il pretesto per i soldi di cassa sempre i nostri. Oh, finalmente, grazie, mi hai aiutato, perché Marotta parla di tutto ma non parla di niente. Però scusami, Valdegamberi, mi vuoi spiegare un attimo se è giustificato il fatto che l'Italia spenda miliardi per non dare da mangiare a questa gente e non istruirli? Mi dai una risposta, se c'è una giustificazione, perché se no il problema non sussiste. La mia impressione è questa, sia tutto un grande business a nostro vantaggio, poi loro vengono ma servono anche a noi, soprattutto per fare business, non per aiutarli, non per formarli ovviamente. Per giustificare la spesa. Tant'è che la cosa strana è che il fatto che uno venga qua si sa già. Non servono chissà quali procedure per capire se è profugo o non profugo. Il fatto che uno venga senza documenti, senza nulla, si capisce già che probabilmente qualcosa ha da nascondere. Ha il cellulare non perde mai, il documento è sempre perso e quindi c'è qualcosa, è chiaro che ci pieghiamo quanto? 2 anni per identificarlo? Tanto sì, tutti attorno ci mangiano, diventano il business. Se fossimo un paese serio, appena viene lo rispedisci il giorno dopo. Lasciamo stare questo. Lo rispedisci. Ma siccome l'obiettivo è che rimanga qua perché attorno a lui li mangiano in tanti, rimane qua a lungo. Questa è la mia opinione. Professore, vuole dire lei la sua, però io chiedo cortesemente a Marotta di non interrompere il professore, grazie.
carità, cioè io penso appunto che i problemi hanno questo doppio aspetto, cioè un bisogno di regole e di enforcement di regole a livello interno, perché quelli che sono nel territorio ovviamente non solo hanno la solidarietà di tutti gli italiani, mi sembra, insomma, certo, ma diciamo che meritano anche quindi maggiori controlli sui fondi che vengono allocati a loro favore. Quindi se è vero quello che è stato detto fino adesso, benissimo che la magistratura intervenga e faccia giustizia su questo fatto orribile, perché questo sarebbe un'ennesima pagina orribile di storia del nostro paese, che ci farebbe tra l'altro farebbe la stampa mondiale, per cui noi che fino adesso siamo stati paladini della salvezza di migliaia e ce lo meritiamo tutto sommato di vite umane, adesso invece diventiamo gli sfruttatori di quelli che abbiamo messo nel territorio. Questo è un aspetto. Ma il secondo aspetto che però mi incuriosiva è l'aspetto quello delle frontiere esterne, collegato a quello che si diceva di breve, medio e lungo, perché allora nel breve cosa devono fare i nostri governanti? Perché la mia impressione è che con questo metodo del dire non attraccate più, non fate più, cioè che tradotto in termini diciamo di quelli di cui mi occupo io, significa violazione anche di trattati internazionali, non mi sembra un metodo giusto, mi sembra un metodo di lotta politica, diciamo, per lanciare un allarme, però non può continuare così e non può essere certamente questo. Il search and rescue che menzionava Conte sono trattati internazionali, ci sono aree precise sulla carta geografica dove noi abbiamo il dovere, e chiunque vada per mare ha il dovere prima di tutto morale che giuridico di salvare chiunque si trovi in queste acque, però non può certo essere quello di dire oggi chiudiamo i porti, voi tornate indietro, voi annegate, queste cose qui. Quindi questo secondo me è un problema che non è stato risolto. Mi chiedo però se a questo punto, se la situazione è così drammatica, non sia il momento per un governo abbastanza serio non solo di mettere ordine a casa propria, ma anche di dire agli altri europei, a questo punto sospendiamo i trattati che, non quelli dell'Unione Europea, ma i trattati che evidentemente ci impongono certi obblighi. Mi sembra che non siamo mai arrivati a questo, per fortuna dico io, però in effetti è parte del problema che rimane aperto. Quindi. Certo. Io sono d'accordo, però dico anche che la Francia, i respingimenti che fa la Francia vanno nello stesso senso, cioè le sparatorie che facevano gli spagnoli, no? Gli spagnoli non sparavano ai migranti. Abbiamo le immagini. Allora non siamo solo noi che andiamo contro l'ESMA, no? Abbiamo le immagini Poi però, Trivellato, volevo solamente fare un inciso sulla questione dei soldi. Ha ragione Salvini, ha già detto una cosa che io condivido, che è quella che ha detto che i 35 euro che spendiamo per migrante sono troppi, ma la condivido non per il fatto che l'ha detto Salvini, perché siamo in un certo momento storico, ma perché è stato fatto un raffronto con gli altri paesi. La Francia sa quanto spende per un migrante? Spende 22 euro. Sa quanto spende la Germania per un migrante? 18 euro. Perché noi dobbiamo continuare a spendere 35 euro? Ha ragione, se un domani faranno 45 per un minore. Se faranno una manovra dove una legge o qualcosa, insomma, per diminuire questa cifra, faranno solo che bene. Si mettono in regola con gli altri paesi europei. Certo, chiaramente. Quindi mangeranno meno. Noi migranti mangeranno, non lo so. No, noi solo migranti, che 35 sono troppi rispetto ai 20 della Francia. Segui il labiale, io seguo il labiale. Vuol dire che qualcuno vuol dire che forse sono troppi soldi per ogni migrante, cioè che vengono stanziati per ogni migrante e che vengono utilizzati. C'è un italiano che si mangia questi soldi. A questo punto diciamolo, perché sennò sembra che siano i migranti che si mangiano i soldi. C'è una spesa imprenditori falliti che sono diventati in c'è una spesa maggiorata rispetto alla Francia e rispetto alla Germania. Questo sicuramente. C'è gente che si arricchisce, non loro. Questi sono i dati che ci danno. Torno con la memoria quando c'erano gli italiani che emigravano in America. Mica li accoglievano e li mantenevano. Vi trovate un posto di lavoro perché qui il futuro c'è, certo, e vi diamo la disponibilità, vi diamo la possibilità
di fare qualche cosa. Invece noi prendiamo questi migranti per riuscire a giustificare una spesa inutile. Ma questo concordo. No, scusa, lasciami finire. Per giustificare una spesa inutile, no? Io devo dire, allora, ognuno di quelli che io tengo dentro sta casa, che sono delle cose orribili, va bene, mi dai 35 euro. Allora distribuiamolo in tutte le famiglie, perché un migrante per famiglia aumentiamo il reddito delle famiglie. Concordo pienamente su addirittura questo qui, siccome sono anche persone, spesso ne ho conosciute, buone, perché se non hanno occasione di avere bisogno di qualcosa, quindi di rubarlo, sono persone normali, allora sono anche, possono aiutare in casa, possono aiutare sui campi, possono aiutare qualsiasi. E invece no, li releghiamo, montiamo una discussione se questi possono restare in Italia o non possono restare in Italia, va avanti 2 anni, 3 anni e stiamo riempendo le tasche agli avvocati a spese del governo italiano che dice non abbiamo soldi, bilancio a remengo, e spendiamo altri miliardi di cause su cause per poter, perché questi hanno diritto, e quindi altri soldi. E tutto quello che viene di conseguenza. Ma non sono migranti, la colpa, attenzione, scusate, la colpa in questo caso non è dei migranti. I migranti sono un'occasione. Certo, sono in mezzo. Ecco. Sono in mezzo, ma stasera insomma credo che da casa abbiano capito che è un circolo vizioso. La nostra presenza in Africa provoca le migrazioni, poi le migrazioni. Scusate, la politica arrivano. dove sta allora a sto punto? Perché mi pare che tutti chiudono gli occhi. Ma sembra sì, no? Perché i governi precedenti cosa hanno detto? Sono andati in Libia a dire ma datene meno? Perché non lo so? No? No, non sono andati in Libia a chiedere di mandarne meno, non mi risulta purtroppo. E allora? No, professor Marrella, che cosa raccontiamo anche, no? Che cosa leggiamo sul giornale? No? Alla fine siamo noi che creiamo il problema e dopo lo sfruttiamo per farne un business. Certo, in pratica l'Europa ce l'ha detto anche. L'Europa sì, è una delle critiche che ci fanno ovviamente dall'estero, quindi forse è arrivato anche il momento di mettere ordine su questa cosa, se è vera oppure no, come pare che sia vera. Ma comunque insomma ci vuole un'onestà intellettuale con la nostra presenza in Africa, i paesi colonialisti, ancora adesso noi abbiamo appena accennato quelle che è la presenza. Devo dire il Congo belga, piuttosto che, ricordiamo, la Francia, ci sono 14 paesi che sono vincolati economicamente con la Francia. E che pagano debiti della Francia ogni anno. Sì, però come sempre il discorso che il conto lo stiamo pagando noi, però chi ha mangiato al ristorante sono gli altri, quindi qui c'è un problema di responsabilità comuni ma differenziate, come si direbbe in diritto internazionale, che ancora non mi sembra sia stato posto sul piano politico, quindi la responsabilità certamente è di tutti i paesi europei, ma non possiamo certamente dire che noi italiani siamo responsabili del caos africano come gli altri, come i francesi, i belgi o anche i tedeschi che, non dimentichiamoci, ti stanno comprando interi pezzi del deserto del Sahara per metterci i pannelli fotovoltaici e creare il petrolio dei prossimi 20 anni. Quindi qua, come sempre, appunto, noi stiamo pagando il conto. Se non sbaglio era il ministro tedesco delle finanze che diceva agli italiani no, mangiano e mandano il conto a Berlino, ma mi sembra che qua è esattamente il contrario. Cioè... Posso fare questo? Ritorno al cuore del problema. Io credo che in Europa, più di che di porsi così delle strategie per contenere, che poi si contiene quello che si può, va posto il problema sulle cause, e quindi tra i leader europei dovrebbero per primo, coloro che sono responsabili, a porsi, l'Italia dovrebbe richiedere un piano concreto di bene, cosa facciamo nei prossimi anni sull'Africa. Esatto. Ci adottiamo ognuno un paese,
noi andiamo là, adottiamoci un paese, aiutiamolo a crescere, a svilupparsi, aiutiamo, sì, ma bisogna farlo onestamente, cioè io non posso permettermi di essere così ipocrita, non posso essere così ipocrita a essere con un paese, io gli chiedo, faccio pagare ogni anno, gli ho creato un debito nei miei confronti, gli chiedo interessi impossibili, l'obbligo a fare l'esercito del governo che io voglio, lo sfrutto sulle materie prime, gli faccio, ho il privilegio su tutto ciò, io comando quel paese meglio con il potere che ho come Stato all'interno del mio paese, e poi pretendere che quel paese, e poi pretendere anche che loro stiano fuori di casa, quando io sono la colpa. Allora dovremmo porre il tema come Italia soprattutto sulle responsabilità in quei territori africani che hanno alcuni nostri partner amici che poi si meravigliano se fermiamo qualche nave o se indirizziamo il loro paese. Io vorrei, questa è la questione, perché fintanto che noi siamo dalla parte, siamo qui insieme agli sfruttatori, e chi ha creato il problema lo deve ora, d'ora in avanti, risolvere. Chi ha destabilizzato la Libia perché aveva i suoi interessi sul suo petrolio contro l'interesse dell'Italia, non può ora venire qui a fare la morale all'Italia e pretendere che l'Italia sia la prima a essere responsabile. Io chiedo la loro responsabilità e non accetto più offese da parte loro quando noi spingiamo qualche nave. Chi ha creato il problema non è certo l'Italia, ci sono nomi e cognomi a livello europeo, e quei signori lì devono cominciare ad assumersi le responsabilità, e i cittadini europei invece sono quelli che dettano legge, che impongono le regole agli altri invece che subirle. L'Italia, la schiena dritta dell'Italia deve partire nei rapporti, nel ristabilire le responsabilità anche su questi fenomeni, che non sono fenomeni casuali, sono dovuti a processi storici di cui ci sono responsabilità ben chiare dalla parte di qua del Mediterraneo. Se posso però solo far notare una cosa, giustissimo, schiena dritta, altro che. Il problema è che nella scherma mediatica che abbiamo visto negli ultimi tempi abbiamo però linguaggi diversi, e qui la lotta politica va ripensata, secondo me, molto più in linea col diritto internazionale, perché se noi per reagire, diciamo, chiudiamo il porto a una determinata nave di una ONG, questo mediaticamente ci fa fare ovviamente la figura dei cattivi. Magari possiamo dire sì perché abbiamo 800.000 persone e ce la fermiamo, ma cosa risponde Macron quando noi gli diciamo ipocrita e cominciamo a offenderlo sul piano personale, che non si fa nella legislazione internazionale? Dice: l'Italia non mi sembra in situazione di emergenza. Allora, questa frase qua, che sembra una frase innocente, è una frase invece che ha un doppio fondo molto pericoloso, perché vuol dire che l'Italia è in violazione lei dei trattati internazionali, compresi quelli di Search and Rescue, che potrebbe sospendere solo se fosse in condizione di emergenza. Quindi io inviterei appunto i nostri politici, per fare alta politica, a usare anche delle armi raffinate, oltre che ovviamente a queste immagini forti, anche perché poi insomma non mi sembra che siamo i più cattivi d'Europa, anzi. Però ovviamente quando un presidente di uno Stato come la Francia risponde non mi sembra in situazione di emergenza, è chiara l'allusione, perlomeno alle mie orecchie, che fa riferimento appunto ai trattati internazionali che sono in vigore, state violando i trattati internazionali, e questo ha un impatto anche sugli altri capi di Stato molto più profondo di noi che urliamo e gli diamo del deficiente, perché alla fine questo è. Quindi c'è anche secondo me da lavorare come Italia anche su una nuova forma di schiena dritta, ma in modo un po' più raffinato di quello che insomma, quello che ci sta dicendo è che quando ci sono questi vertici i temi e diciamo il tono del confronto è completamente diverso da quello che ne esce poi, no? Cioè l'impressione che magari si parli più degli interessi degli Stati dell'uno e dell'altro che non di cercare di risolvere effettivamente il problema. Beh, questo documento direi che dimostra che è un parlare anche di chi finanzia queste ONG, ci siamo mai chiesti dove quello è un altro capitolo ancora. E chi ha interesse a fare al professore Sepe, noi siamo tacciati di non rispettare i trattati internazionali, ma la Francia i porti li ha già chiusi dal 13, che poi arrivino o non arrivino, e gli spagnoli sparavano ai migranti, quindi mi sembra che non è che stiano tanto meglio di noi, prima ancora di noi. Poi è vero che anche a livello europeo hanno delle argomentazioni che fanno comodo, perché ad esempio quando parlano e dicono che l'Italia sta bene in rapporto popolazione e richiedenti asilo, è vero, però è richiedenti asilo, non tutte le persone che arrivano, perché non sono tutti richiedenti asilo, certo. Perché abbiamo anche l'immigrazione clandestina, abbiamo una percentuale, e loro non ce l'hanno, ce l'abbiamo noi. Certo.
Ermanno, come possiamo chiudere questa prima parte? Non si chiude? Possiamo siamo appunto a rinviare capo, la prossima puntata, ci saranno sicuramente cose nuove. Quello che è importante pensare è che abbiamo bisogno di politici che siano in grado di affrontare un problema con lungimiranza, perché non è un problema che finisce qua, non è un problema di 35 euro, è un problema talmente complesso ed è stato manovrato dalla politica fino ad oggi in maniera talmente becera, perché poi questi migranti che alla fine non hanno la residenza e non possono restare in Italia vengono buttati in giro e se ne stanno comunque in Italia, non verranno mai rimpatriati perché ci costerebbe l'ira di Dio di doverlo fare, ma non c'è una legge, non c'è una situazione, non c'è un condono. Bene, a questo punto tutti quelli che sono qui devono stare in regola, devono rispettare le leggi, devono istruirsi, devono imparare l'italiano. Io ho conosciuto migranti che vivono qui nella zona di Padova che dopo 3 anni non dicono una parola in italiano e sono ospiti delle comunità da 3 anni e le comunità beccano una montagna di soldi perché quel migrante che sono 3 anni che gli ha reso una cifra folle. Sapete cosa il menù che mi ha detto? Pasta asciutta, qualche volta spaghetti, quindi non so cos'era la pasta asciutta, ma ci danno anche il riso. Ah, meno male. Ecco, questo è quello che succede in Italia. Per cui a molti fa comodo degli italiani questa migrazione, a molti fa comodo i politici parlare di questa migrazione e riempirsi la bocca di questa migrazione, perché sicuramente gli italiani lo percepiscono come un problema. Poi questa gente viene abbandonata e allora ci sono le tendopoli, che mi pare che non sia niente di buono, e noi le accettiamo come normalità. Se questa è civiltà italiana, direi che c'è qualcosa che non funziona. Certo. Ci fermiamo qua. Salutiamo Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della lista Zaia. Buonasera, grazie di essere stato con noi. Grazie al professor Fabrizio Marrella, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari. Grazie anche a lei, professore. Grazie. E grazie a Gennaro Marotta di Italia dei Valori. Buonasera. Grazie anche a lei. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma torniamo subito con la nostra rubrica Memento. Questa sera abbiamo veramente tante cose da raccontarvi. A tra poco.